incidenti nel tratto maledetto tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro, 3 schianti in poche ore, il più grave nel pomeriggio, un uomo ha perso la vita. Insulti e sorprese, le reazioni sul web dopo la conversione dell'ex leader della lista Norimberga 2, guarito dal Covid, raccontata da Antenna 3, il mondo Novax prende le distanze, il direttore dell'ULSS 2 lo ringrazia, diventi testimonia del vaccino. Nuovo boom di contagi in Veneto, oltre 2600 in 24 ore, crescono anche i ricoveri, pesante il conto dei decessi, 14, impennata di bimbi, 3 nuovi positivi, medici dopo il via libera di AIFA, vaccinateli. A Borso del Grappe, allarme furti, residenti esasperati, c'è chi ha deciso di organizzarsi ronde, c'è chi dorme con la pistola sul comodino. Troppi turisti è ufficiale, da giugno per poter entrare a Venezia bisognerà pagare, previsti controlli a campione sugli accessi con i tornelli. Armati di una pistola a palline e con una maschera da film horror avevano terrorizzato e ferito nella notte di Halloween un gruppo di ragazzini impegnati nel giro di dolcetto e scherzetto, 3 denunciati a Noventa Vicentina. Truffa all'esame della patente, una quarantenne indiana scoperta a copiare in Goia l'auricolare che stava utilizzando per ottenere suggerimenti. La donna finisce in ospedale denunciata dalla polizia locale. Buonasera e ben ritrovati. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il clamore, le reazioni contrastanti, ringraziamenti e insulti sui social e sul web. Ha suscitato tutto questo e altro ancora la conversione di Lorenzo Damiano da attivista Novax a sostenitore della vaccinazione. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, lo ha ringraziato per l'onestà intellettuale, mentre il mondo Novax prende le distanze. A volte bisogna passare per la porta stretta per capire le cose così come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, devo ringraziare il reparto di Vittorio Veneto, sono stati meravigliosi. In ogni caso io il vaccino lo farò. Hanno provocato un vero terremoto le parole che il leader del movimento Norimberga 2, Lorenzo Damiano, dall'ospedale di Vittorio Veneto ha consegnato alla nostra emittente. Parole che hanno assunto una risonanza nazionale, quelle contenute nei video che l'ormai ex attivista Novax, guarito dal Covid, ci ha inviato e che gli hanno procurato una pioggia di insulti sui social e nel web. Tanto da parte di chi nel vaccino non crede e scrive ad esempio: se ti vaccini vuol dire che tutto quello che hai fatto fino a ieri lo stai regalando a Satana, quanto da parte dei vaccinati che fanno il conto dei costi sostenuti dal servizio sanitario per curarlo con gli anticorpi monoclonali e gli fanno sapere che in un mondo normale quantomeno gli arriverebbe la fattura a casa. Ma dalla direzione dell'ULSS 2 arriva invece un grazie a Damiano. Io lo ringrazio perché l'avvocato Damiano è una persona onesta e io apprezzo sempre l'onestà intellettuale delle persone. Lui aveva una sua idea e quindi era corretto che l'avesse. Poi purtroppo questa sua idea ha cozzato con il Covid-19 e lui è stato uno dei soggetti purtroppo colpiti, mi dispiace, però mi pare che adesso si stia riprendendo. Ha capito che il Covid-19 esiste e che la vaccinazione ci aiuta a difenderci dal Covid-19. Quindi, come dire, direbbero i francesi chapeau. Ora Damiano, dice Benazzi, potrebbe diventare un testimonial della vaccinazione. Sono convinto di questo, anche perché credo che ha provato sulla sua pelle, sul suo corpo, la forza di questo maledetto virus e ha capito che solo vaccinandoci si può uscire tranquillamente senza andare in ospedale. Politicamente Damiano ha però incassato in queste ore la netta presa di distanze da parte di chi fino a ieri era al suo fianco. Sia a livello personale sia come rappresentanti di Ancora Italia ci dissociamo totalmente dalle sue recenti affermazioni, annuncia sui social Davis Bonaldo, organizzatore delle manifestazioni No Green Pass in Sinistra Piave e in lista con lui alle recenti amministrative di Conegliano. Lo stesso vale per Gloria Callarelli, sua capolista. Le dichiarazioni di Lorenzo Damiano sono sue personali ed esprimono il suo personale sentire in questo momento evidentemente distante dal nostro. 3 incidenti stradali nella sola giornata di oggi, lungo la 4 nello stesso tratto di San Stino in direzione Trieste. Il bilancio è di un morto e di un ferito. 3
3 gli incidenti nello stesso tratto della 4 nella sola giornata di oggi tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste. Il più tragico, quello avvenuto nel pomeriggio verso le 16:30, quando 3 mezzi pesanti si sono tamponati. Morto uno dei 3 conducenti nello scontro violentissimo. Autovie Venete ha disposto l'immediata chiusura del tratto e quindi l'uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia e dell'ingresso al casello per chi è diretto verso Trieste. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale della concessionaria autostradale e i mezzi di soccorso meccanico. Al momento dell'incidente erano stati segnalati forti rallentamenti, provocando la paralisi del traffico. Alle 13:30 nello stesso tratto si era verificato un altro incidente, un tamponamento stavolta tra un'auto e un tir. A seguito dell'impatto è risultato ferito l'automobilista. I 2 mezzi occupavano entrambe le corsie di marcia e sul pass nel luogo dell'incidente i veicoli erano stati fatti transitare sulla corsia di emergenza. Infine questa mattina invece verso le 8 2 tir si erano tamponati nello stesso tratto, fortunatamente senza conseguenze per i conducenti. Continuano a salire i ricoveri di contagi da Covid a Padova, boom soprattutto tra i bambini. L'azienda ospedaliera riapre il padiglione 8 per le vaccinazioni. I numeri corrono, quasi 1.800 casi in più rispetto alla settimana scorsa, 640 solo nelle ultime 24 ore a Padova. In Veneto le persone positive sono 32.107, esattamente un anno fa erano 59.400 e c'erano le chiusure. L'effetto del vaccino si vede anche sui ricoveri, è vero che sono saliti nell'ultima settimana, soprattutto a Padova, ma sono meno rispetto a novembre del 2020. Abbiamo dei ricoveri intanto meno numerosi di quelli di un anno fa, ma soprattutto con quadri clinici per quanto riguarda i soggetti vaccinati molto meno gravi, mentre il quadro clinico dei soggetti non vaccinati è molto grave. In terapia intensiva la quasi totalità dei pazienti è non vaccinata e giovane. I 18 posti letto dell'azienda ospedaliera sono tutti occupati da pazienti Covid, 10 quelli ricoverati nella terapia intensiva del Sant'Antonio. Anche in area medica, dopo l'attivazione di 22 posti letto al 9° piano del monoblocco, si sta preparando anche la riapertura ai pazienti Covid dell'8° piano. Si spinge sulla vaccinazione, obiettivo tornare a somministrare 10.000 dosi al giorno. Per questo dalla settimana prossima l'azienda ospedaliera riaprirà il padiglione 8 con 25 linee vaccinali. Per offrire alla provincia di Padova, ai suoi cittadini, le maggiori possibilità per effettuare la terza dose. Il Covid colpisce anche i più piccoli. Nell'ultima settimana 5 bambini sono stati ricoverati in pediatria per colpa del virus. Nel mese di novembre i numeri dei bambini contagiati a Padova rappresenta il 25% dei nuovi casi. Più di 3 volte l'aumento dei casi infetti e abbiamo avuto aumentato il numero di accessi al pronto soccorso e anche in termini di ricovero. Per questo i pediatri dell'azienda ospedaliera rassicurano i genitori e li invitano a scegliere la vaccinazione in vista dell'imminente via libera di AIFA alla somministrazione del siero anti-Covid alla fascia d'età 5-11 anni. La malattia può essere anche grave anche nei bambini. Noi non sappiamo i bambini che possono avere delle forme più gravi, ma anche e soprattutto perché è molto importante poter mettere in sicurezza la vita dei bambini, che comprende la scuola, la socialità, lo stare con gli altri. Il commissario straordinario Figliuolo ha messo a disposizione 11 laboratori di biologia molecolare della difesa in 8 regioni in grado di processare i tamponi molecolari effettuati a domicilio da team mobili militari, questo per incrementare i test nelle scuole ed evitare la DAD. È stata questa messa a disposizione della struttura commissariale a far decidere il governo a fare dietrofront per la quarantena a scuola. Questa circolare non ha quasi fatto a tempo ad arrivare nelle scuole, che ieri pomeriggio è arrivata un'altra nota, sempre a firma congiunta, che ha fatto marcia indietro. Giornata convulsa quella di ieri per il mondo della scuola, che in meno di 24 ore ha visto cambiare per ben 2 volte il protocollo da applicare in presenza di positività in classe. Si inizia con una prima circolare che arriva ai dirigenti regionali nella tarda serata di lunedì e che di fatto sospendeva temporaneamente le linee guida finora adottate e quindi la sorveglianza
sorveglianza con testing, facendo scattare la quarantena e di conseguenza la DAD con un solo caso di positività. Nel tardo pomeriggio, dietro fronte del governo, con una seconda circolare che ripristina il protocollo applicato dal 6 novembre. Con un caso positivo, il preside nell'immediatezza mette in DAD la classe, ma nelle 48 ore si fa il primo tampone su tutta la classe, si verifica la situazione. Se il caso positivo è 1, tutti rimangono in classe e si continua con la didattica. Se invece i casi sono 2, i vaccinati sostanzialmente o i guariti dal Covid rimangono in presenza mentre vanno in quarantena i non vaccinati, mentre per la primaria si va già subito in quarantena con 2 casi, e con il terzo caso che segnala un focolaio si va tutti in quarantena. Fondamentale per questo cambio di rotta la disponibilità del commissario straordinario Figliuolo a potenziare l'attività di tracciamento nelle scuole, sottoposto ad una significativa pressione con l'aumento dei casi tra i più giovani. Sul totale della popolazione scolastica la metà dei contagi si registra nella scuola primaria, spiega la professoressa Palumbo, un quarto all'infanzia, mentre sono nettamente inferiori alla scuola secondaria grazie allo scrupoloso rispetto delle regole e all'elevata percentuale di vaccinati. L'arma che abbiamo, lo diciamo sempre, continua a essere quella della vaccinazione e dell'ampliamento della vaccinazione e dell'effettuazione anche delle terze dosi per chi ovviamente può farlo. Continuiamo con la cronaca. A Borso del Grappa è allarme furti. I residenti esasperati hanno deciso di organizzarsi in ronde e c'è chi dorme con la pistola sul comodino. C'è tantissima paura a Borso, tanto che certi cittadini, io compresa, ammetto di aver dovuto comprare un'arma per la mia sicurezza personale e per poter dormire qualche ora tranquilla. Mai nella mia vita avrei pensato di dover comprare un'arma, mai. La paura a Borso è palpabile e i residenti sono esasperati dall'escalation di furti nelle abitazioni. Dallo scorso mese di giugno la notte è diventata un incubo, non si dorme. I ladri si appostano, poi si muovono nel buio, sprezzanti, sempre più sfrontati. Quando vengono scoperti viene chiesto loro chi sono, questi rispondono addirittura Babbo Natale, sono Babbo Natale, oppure addirittura se ci siamo trovati vis-à-vis con loro e ci hanno risposto addirittura attento che vengo anche a casa tua, puntando il dito così. Una famiglia era in casa e sentiva battere fortissimo, quindi c'era un tentato sfondamento della porta blindata. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo 40 minuti. Questa famiglia è rimasta traumatizzata, ovviamente. È chiaro che la situazione è diventata insopportabile e allo stesso tempo esplosiva. La gente è esasperata e si attiva su vari fronti, ronde notturne, gruppi social, una raccolta di firme, più di 500 quelle depositate in comune. Facciamo delle, chiamiamole passeggiate notturne, per non dire ronde. Ovviamente tutto in regola e tutto sotto controllo, senza esagerare, e che andiamo a fare i giri di controllo appunto di tutte le varie vie. Abbiamo fatto una raccolta firme per una richiesta d'aiuto al Consiglio Comunale e al Sindaco, ovviamente, per tenere sotto controllo la situazione. Un altro problema che abbiamo a Borso molto importante è che non abbiamo un vero e proprio comando di polizia, di carabinieri. Siamo supportati da Crespano del Grappa, che però ha gli uffici che chiudono alle 19. Maggior sicurezza chiedono questo i cittadini di Borso per poter finalmente riporre in un cassetto quella pistola che è oggi appoggiata sopra il comodino. Un maggior passaggio delle forze dell'ordine può essere inserire delle telecamere in punti strategici della città. Non lo so nemmeno io cosa, l'importante è che si faccia qualcosa. Infortuni sul lavoro, più 25% di decessi in più nel 2021 rispetto allo scorso anno, sono 89 le vittime fino a novembre nella nostra regione, tra lavoratori morti sul luogo di lavoro e morti in itinere. Il report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre assegna a Verona la maglia nera per il più elevato numero di denunce di infortuni, 11.533, seguono Vicenza, Treviso, Padova, Venezia, Belluno e Rovigo. Ciò nonostante, prosegue il report, il Veneto continua a rimanere tra le regioni a minor rischio di mortalità sul lavoro.
Dal prossimo giugno a Venezia per entrare sarà obbligatoria la prenotazione. Dal biglietto il Comune prevede entrate pari a 2,5 milioni di euro per cominciare. Venezia è numero chiuso dal prossimo 1 giugno 2022. Confermata e inserita nel bilancio comunale infatti la voce contributo di accesso, per la quale si prevedono entrate superiori ai 2 milioni di euro, così anche dall'assessore di reparto. Primo anno abbiamo messo 2 milioni e mezzo a bilancio, 1,5 servirà per pagare i costi fissi di prima realizzazione e 1 milione lo mettiamo a disposizione della città, come era promesso, cioè che una parte appunto viene utilizzata per la salvaguardia di Venezia. Il progetto, già previsto 2 anni fa e poi rinviato a causa della pandemia, è ancora in fase di elaborazione e sviluppo. Certo è che il turista giornaliero per accedere a Venezia dovrà obbligatoriamente prenotarsi. Adesso fisseremo esattamente le tariffe, il massimo sono 10 euro, li fisseremo all'interno di questo range da 0 a 10 euro. Sarà modulata secondo quelli che sono i giorni da bollino rosso, bollino nero o bollino verde. Previsti tornelli alla stazione dei treni per chi utilizza il trasporto ferroviario, mentre per chi arriva in Piazzale Roma si sta discutendo se prevedere degli steward o dei varchi elettronici con controlli a campione per le corriere e le auto, con invece il costo della tassa già previsto nel biglietto dei lancioni ai pontili di Riva degli Schiavoni, ad esempio. La domanda è: chi sarà esentato dal pagare questa tassa? Avevamo già detto, ci sono tutta una serie di esenzioni che chiaramente tutti i residenti veneziani, diciamo, e più anche erano già stati inseriti quelli che sono abitanti del Veneto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio, ci spostiamo nel Vicentino. Un mese fa, la sera di Halloween a Noventa Vicentina, ci fu uno scherzetto molto pesante da parte di 3 giovani del posto che sono stati denunciati. La sera di Halloween, il 31 ottobre, pensarono di spaventare un gruppetto di ragazzini delle medie vicino alle scuole di Noventa, sparandogli contro dei proiettili in plastica usando una pistola ad aria compressa. Sul volto avevano le maschere di Scream, quindi completarono lo spaventoso attacco brandendo una motosega verso i ragazzini. 3 ventenni del posto sono stati denunciati da alcuni genitori degli adolescenti che non avevano gradito le abrasioni riportate dai loro figli sulle mani a causa degli spari e curate al pronto soccorso noventano. Le querele e le telecamere hanno permesso ai carabinieri di denunciare i 3 spiritosi per lesioni personali dolose e minacce aggravate. 2 persone denunciate dalla polizia locale di Treviso sono stati pizzicati con l'auricolare cellulare all'esame per la patente. Per 2 volte ieri mattina la polizia locale di Treviso è intervenuta su richiesta della motorizzazione per 2 candidati che in 2 distinte sessioni di esami scritti per il conseguimento della patente di guida sono stati scoperti mentre stavano ricevendo dall'esterno le risposte al quiz. Tutti e 2 i candidati avevano un auricolare naturalmente all'interno dell'orecchio e un cellulare appeso, nascosto all'interno degli indumenti. Naturalmente i funzionari si sono resi conto di questa truffa in corso, però non potendo loro perquisire le persone hanno chiamato una forza di polizia. Noi nel giro di pochissimi minuti siamo riusciti per l'appunto a individuare questi responsabili e a naturalmente denunciarli all'autorità giudiziaria. Il primo episodio intorno alle 9:30, protagonista un 25enne del Ghana residente nel Vicentino, pizzicato con auricolare e cellulare, mentre il complice che all'esterno degli uffici suggeriva le risposte, capita la situazione, si è dato alla fuga. Poche ore più tardi la seconda richiesta di intervento agli agenti della polizia locale, stavolta per una 40enne di nazionalità indiana e residente a Istrana. Ha addirittura deglutito e inghiottito l'auricolare, quindi un fatto estremamente grave. Naturalmente la pattuglia l'ha subito portata al pronto soccorso per valutare le sue condizioni fisiche. Fortunatamente i medici hanno confermato che non era in pericolo di vita. Le indagini ora proseguono per individuare i complici. Per il 25enne e per la donna è scattata la denuncia per tentata truffa aggravata, reato che prevede la pena della reclusione fino a 5 anni. Ed ora parliamo di un disservizio che riguarda la stazione di Padova, ma i disagi li vivono quotidianamente i pendolari che arrivano dall'Alta Padovana, dal Bassanese e dall'Alto Trevigiano, come ci scrive il Comitato Pendolari.
Ore 7:40 stazione di Padova. Era essa, come si può vedere nelle immagini girate da Stefano Miotti, rappresentante del Comitato Pendolari dell'Alta, ai binari 7 e 8, quelli dove arrivano i treni della linea Bassano-Padova, Padova-Treviso via Castelfranco, Padova-Castelfranco, Montebelluna. Da quasi un anno, segnalano i viaggiatori, studenti e lavoratori, è chiuso uno dei due accessi che collega il sottopassaggio alla piattaforma dei binari 7 e 8. Interminabili i lavori e la lettera inviata per ben 3 volte ai responsabili di RFI non ha ancora ricevuto una risposta. Da qualche settimana è rotto anche l'ascensore della piattaforma, cosa che aggiunge disagi ai disagi, in particolare i passeggeri con difficoltà motorie. Ogni mattina arrivano nella città del Santo treni con 500-600 persone, ci segnala il Comitato Pendolari dell'Alta Padovana, che definisce questa situazione inqualificabile per una stazione come quella di Padova. E rimaniamo a Padova per parlare dello spettacolo digitale che animerà i palazzi e le chiese della città. Di giorno in giorno si aggiungono nuove proiezioni. Il 10 dicembre primo appuntamento per lo spettacolo animato di Piazza delle Erbe. Immagini stilizzate del sole sulle pareti di Palazzo della Ragione, le gerarchie angeliche in Piazza dei Signori, lo slogan Padova meravigliosa sulla Torre degli Anziani. Sono i simboli e le icone dei trecenteschi affreschi di Padova Urbs Picta ad accogliere i cittadini grazie agli spettacoli digitali che tornano in città in questo Natale 2021. Dal 26 novembre sono apparse le prime proiezioni in centro storico, ma adesso parte un vero e proprio calendario di accensioni da qui fino al 10 dicembre che coinvolgerà il centro storico, delle chiese storiche importanti per arrivare fino all'Arcella e quindi poi per arrivare il 10 dicembre con uno spettacolo animato ogni mezz'ora in Piazza delle Erbe. Puntuale con il calare del sole, ogni mezz'ora tornerà questo spettacolo animato studiato per oltre 2 mesi da un team di 25 persone che si ispira a questo affresco di Giusto da Menabuoi del Battistero del Duomo. Ci saranno una serie di scene che partiranno dalla genesi, quindi dal Big Bang, fino alla nascita della flora, della fauna, fino alla creazione dello splendido creato che sarà anche quello rappresentato con un ciclo affrescale. Ecco, è un affresco moderno questo di Giusto del Menabuoi. Un affresco digitale, però non possiamo arroccarci della proprietà perché noi riproponiamo solo quello che i grandi artisti hanno già fatto nel passato. Un Natale che dopo le chiusure del 2020 vuole riscoprire il senso di comunità a partire dal sigillo UNESCO Padova Urbs Picta. E poi questo è anche il modo più rispettoso per utilizzare i nostri palazzi nel senso di una piena valorizzazione di quello che è il nostro patrimonio storico-artistico. Ed è davvero tutto e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Nuovo temporaneo peggioramento del tempo sul nostro territorio dove nella giornata di giovedì 2 dicembre avremo una certa instabilità, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso, probabilità alta di precipitazioni sparse e discontinue possibili un po' dappertutto. Nel pomeriggio non si esclude qualche pausa localmente asciutta e soleggiata. Neve sopra i 700-900 metri, venti a tratti moderati da direzioni variabili. Vediamo anche le temperature, le minime saranno in aumento, comprese tra lo 0 e i 6 gradi, massime stazionarie invece tra i 5 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo una giornata alquanto variabile, qui le piogge saranno piuttosto diffuse, migliorerà comunque nel corso della notte. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove avremo occasionali piovaschi in mattinata, in cessazione a seguire con qualche spiraglio di sole. Temperature minime intorno a 0-2 gradi, massime infine sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.